Snodo salvezza importante al Palapirossigeno. Cosenza e Pomezia si sfidano nella 23esima giornata di Serie A Quinto. Buonasera e ben ritrovati da Davide Menolascina. Sarà Matteus a dare il via alla partita, che inizia in questo momento. Completo bianco ovviamente invece per quanto riguarda la Fortitudo Pomezia. Palla scaricata sulla destra, Marcelino, Toni Dandel ci prova e sfiora il vantaggio. Marcelino cerca un po' di spazio, sterzata, vuole andare sul mancino, appoggio per Vavà, Moliterno para. Battuto il fallo laterale, cerca la conclusione Lusnig e sblocca la partita al primo tiro della sua gara. La Fortitudo fa 0-1. Gran botta col mancino. Questo è il replay del gol. La partita invece è ricominciata. È entrato anche Mauro Canal. Subito il pallone per Toni Dandel che cerca un varco per calciare. Ancora Lara che punta per via centrale. Movimento di Lusnig. Lara, bello il dribbling, calcia col sinistro. Para Parisi, la palla rimane lì. Lusnig ancora. Raubo difende il pallone. Ancora duello con Marchio. Canal ruba poi il pallone in area di rigore. Prova a calciare. Rimedia Moliterno. E nuovamente della Pirossigeno con Toni Dandel tornato in campo. Areta cerca spazio, va stavolta sul destro. Moliterno attento sul primo palo. Corner per Felipe Toni Dandel. Alza la palla, Areta carica il mancino e la palla sibila di poco a lato. Aiutato anche da Raubo, poi la lascia. Raubo in scivolata. Attenzione perché parte il contropiede del Cosenza 3 contro 1. Palla per Trentin e poi Arrieta. Grande parata di Moliterno. Messa laterale in zona offensiva. Ci prova Arrieta. Non trova la porta. Marcelino, Toni Dandel, la palla ancora per Marcelino, carica il mancino, la palla è fuori. Buon pallone per Trentin, sponda per Toni Dandel, respinge Moliterno, palla poi allontanata. Finisce dunque il primo tempo, Pomezia avanti 1-0 dopo i primi 20 minuti effettivi. Decide fin qui il gol di Lusnig. Noi ci risentiamo tra poco per il racconto della ripresa, sempre qui sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Tutto pronto, sarà Marcelino a dare il via al secondo tempo che scatta in questo momento. Appoggia ancora per Raubo, destro in porta, respinge Parisi. Dietro da Moliterno. La calcia forte verso la porta di Parisi, che poi con le mani prova ad andare in profondità per Arrieta, che ha spazio. Arrieta col destro, palla fuori di poco. Rimessa laterale battuta dal Pomezia. Palla sulla corsa di Matteus che può calciare. Matteus! Bell'intervento da parte ancora di Parisi. Rimessa laterale Cosenza. Già battuta. Conclusione di Arrieta, respinge Matteus. Attenzione perché la porta è vuota. Raubo ci prova. Palla fuori. Arrieta ci prova col destro e la palla passa in porta. Arriva il pareggio del Cosenza 5 minuti alla fine. La firma ancora una volta è di Kevin Arrieta. Prima volta che ci prova col destro. Matteus alza il pallone, va a cercare, attenzione, la palla diventa buona per Raubo. Che chance. Trentin da Marcelino. Trentin forse può anche calciare, sceglie nuovamente Marcelino che va verso la porta. Moliterno in due tempi. Viene chiesto di togliersi la tuta per mostrare il numero. Adesso arriva forse anche il rosso. Sì, espulso Saponara. Torna da Canal. Palla per Arrieta. Di prima per Marcelino. La mette dentro. Super salvataggio di Tiaghigno. Dudu.
Bella palla in avanti per il destro di Tiaghigno, che ha avuto la palla dell'1-2. Ancora possesso Cosenza, 12 secondi alla fine della partita. Arrieta pensa anche al tiro, Trentini verso il secondo palo e Dudu in qualche modo fa muro. Arrieta vuole battere direttamente verso l'area di rigore, palla allontanata, Marcelinho ci prova, deviazione e la palla finisce dentro. Ha segnato il Cosenza al suono della sirena, esulta Bavaresco e 2-1, esplode il palapirossigeno, parte l'esultanza da parte di tutta la panchina, di tutto il pubblico. Il Cosenza la vince così allo scadere con il tocco in mischia, sembrava finita 1-1 e invece il Cosenza la vince sul suono della sirena con il gol di Bavaresco. Rivediamo, mancavano 3 secondi dalla battuta del fallo laterale, Bavaresco trova la deviazione decisiva. Il gol mi sembra buono guardando anche il cronometro, anche se gli arbitri sono stati anche abbastanza decisi nel concedere il gol. C'è solo il tempo per rimettere il pallone in gioco, finisce così, esulta il Cosenza che ottiene 3 punti importantissimi per la corsa salvezza.